Facebook, anche su YouTube, per evangelizzare, per diffondere il messaggio della parola di Dio. Bene, leggiamo in Marco, capitolo 10, leggiamo dal verso 46 fino al verso 52, viene descritto, raccontato da Marco un miracolo compiuto da Gesù. È un passo molto semplice, gloria a Dio, un pensiero semplice, alleluia, che venga dal cielo. Alleluia, Signore sia lodato. Poi giunsero a Gerico, e come Gesù usciva da Gerico con i suoi discepoli e con una gran folla, il figlio di Timeo, Bartimeo, cieco mendicante, sedeva presso la strada. Udito che chi passava era Gesù il Nazareno, si mise a gridare e a dire: Gesù, figlio di Davide, abbi pietà di me. E molti lo sgridavano perché tacesse, ma quello gridava più forte: Figlio di Davide, abbi pietà di me. Gesù, fermatosi, disse: chiamatelo. E chiamarono il cieco dicendogli: coraggio, alzati, egli ti chiama. Allora il cieco, gettato via il mantello, balzò in piedi e venne da Gesù. E Gesù, rivolgendosi a lui, gli disse: che cosa vuoi che ti faccia? E il cieco gli rispose: Rabbuni, che io recuperi la vista. Gesù gli disse: va, la tua fede ti ha salvato. In quell'istante egli recuperò la vista e seguiva Gesù per la via. Amen. Amen. Alleluia, gloria al Signore. Amen. Quanti miracoli che Gesù ha fatto, descritti nel Vangelo, e quanti ancora ne fa. Alleluia, Gesù è lo stesso ieri, oggi ed in eterno. Lui non cambia mai. Ancora oggi può fare miracoli, ma questo testo che abbiamo letto ci insegna alcune cose. Intanto abbiamo letto: giunsero a Gerico. Gerico era una città maledetta, tutti evitavano di andarci. Dai tempi di Giosuè, vi ricordate? Giosuè maledisse Gerico. Ed era una città che tutti dicevano meglio non andare, una città maledetta. Però Gesù ci va. Gloria a Dio. Gesù è andato in ogni posto dove c'era bisogno. Viaggiava a piedi, non con le macchine, non con gli autobus, con i mezzi pubblici, a piedi. Si muoveva e ovunque la gente lo seguiva. E ovunque andava c'erano miracoli. E il suo parlare toccava i cuori. Gloria a Dio. E ancora oggi Gesù continua a parlare. E ancora oggi fa miracoli, ancora oggi tocca i cuori. Alleluia. A Gerico c'era questo uomo cieco, figlio di Timeo, di nome Bartimeo, che sedeva presso la strada. Era ai margini. Era seduto ai margini presso la strada. Udito che stava per passare Gesù, si mise a gridare e a dire: Gesù, figlio di Davide, abbi pietà di me. Molti lo sgridavano, ma lui gridava ancora più forte: Gesù, figlio di Davide, abbi pietà di me. Era un uomo che ha saputo approfittare dell'occasione giusta. Non passava tutti i giorni Gesù, ma quello era un giorno speciale. E io voglio dire, questo momento sia un momento speciale per noi, perché siamo riuniti nel nome di Gesù. Alleluia. E Gesù è in mezzo a noi, quindi vogliamo cogliere l'opportunità in questo momento, in questa sera. Alleluia, perché Gesù faccia qualcosa per noi. Amen. Alleluia. Quindi, udito che chi passava era Gesù, si mise a gridare in qualche modo, a chiamare Gesù, a
cogliere la sua attenzione, no? Gridando. Quello che poteva fare era gridare. E nonostante gli ostacoli, nonostante molti dicevano stai zitto, lui gridava ancora più forte perché era determinato. È vero? Bisogna essere determinati. Quando andiamo ai piedi del Signore vogliamo essere determinati, non titubanti. È vero? Alleluia. Lo chiama Gesù e lo chiama anche figlio di Davide. Quest'uomo cieco sapeva chi era Gesù, sapeva quello che Gesù poteva fare per lui e sapeva che Gesù avrebbe fatto qualcosa per lui. Chiamandolo figlio di Davide, egli riconosceva che Gesù era, sì, il figlio di Davide, discendente del re Davide da un punto di vista umano, ma era anche quella promessa che Dio aveva fatto a Davide, vero? Amen, era il figlio di Dio, figlio di Davide, ma riconosceva che era il figlio di Dio. Gloria al Signore. La sua richiesta fu: abbi pietà di me. Alleluia. Vogliamo anche noi avere lo stesso atteggiamento quando siamo ai piedi del Signore. Signore, abbi pietà di me. Alleluia. Spesso, sapete, quando siamo davanti al Signore, quando lo preghiamo sempre per qualcosa, perché vogliamo qualcosa. Ma poche volte siamo lì solo per stare alla sua presenza, semplicemente per dirgli: Signore, abbi pietà di me. Alleluia, non voglio nient'altro che te, Signore. Non desidero nient'altro che te, Gesù. Alleluia, abbi pietà di me. Alleluia. Gesù si accorge di quest'uomo. Pensate, in mezzo alla folla, Gesù si accorge di quest'uomo che grida e chiede ai suoi discepoli di chiamarlo. Chiamatelo. E chiamarono il cieco dicendogli: coraggio, alzati, egli ti chiama. Gloria al Signore. Come dire: coraggio, egli si è accorto di te e ti sta chiamando per farti venire alla sua presenza. Coraggio, alzati, egli ti chiama. E allora il cieco cosa fa? Gettato via il mantello, balzò in piedi e venne da Gesù. Probabilmente quel mantello gli serviva per nascondersi dagli altri, no? Per coprirsi. Io credo che ognuno di noi a volte abbia un mantello per coprirsi, e non vogliamo che gli altri vedano il nostro bisogno, quello che siamo. Vogliamo gettare via ogni mantello. Questa sera siamo davanti alla presenza del Signore. Non dobbiamo coprirci, dobbiamo scoprirci. Dobbiamo aprirci alla sua presenza. Non possiamo nascondergli nulla, né nasconderci, perché egli già ci conosce. Amen. Prima che siamo nati, il Signore già ci ha conosciuti. Gloria al Signore. Quindi ecco che il cieco, gettato via il mantello, balzò in piedi e andò da lui. Alleluia. E Gesù rivolge una domanda a quest'uomo. Dice: che cosa vuoi che ti faccia? Sembra una domanda inutile, vero? Come sono cieco e mi chiedi cosa voglio da te? Cosa vuoi che io ti faccia? Alleluia. Dio è disponibile sempre con noi. Amen. Il Signore ancora questa sera ci chiede: cosa vuoi che io ti faccia? E quest'uomo aveva bisogno di due cose, non di una cosa soltanto, di due cose. Aveva bisogno della guarigione fisica, ma aveva bisogno di una guarigione spirituale. Questa domanda dice: cosa vuoi che io ti faccia? Come dire: qual è la tua preferenza? Quest'uomo dice: Signore, Rabbuni lo chiama, cioè maestro, io voglio che io recuperi la vista. E Gesù gli risponde: va, la tua fede ti ha salvato. Non gli dice: la tua fede ti ha guarito, ma la tua fede ti ha salvato. Amen. Cioè quell'atteggiarsi, quel gridare,
quel attirare l'attenzione di Gesù, anche se era impedito in qualche modo da un punto di vista fisico, ma tutto quello che lo ha portato ad essere lì in quel momento ai piedi di Gesù era la fede. Amen. La fede che lo ha spinto, lo ha motivato. Amen. La fede che lo ha spinto anche a credere in Gesù. Ecco perché Gesù gli dice: va, la tua fede ti ha salvato. E in quell'istante egli recuperò la vista e seguiva Gesù per la via. Amen. Recuperò la vista. Quindi questo recuperò la vista mi fa comprendere che forse una volta ci vedevo. Una volta ci vedevo e poi non ha visto più, ha perso la vista. Ora, pensare da un punto di vista spirituale, anche i credenti possiamo perdere la vista. E non riusciamo più a vedere la grazia di Dio nella nostra vita. Come credenti a volte perdiamo la vista di quella strada che ci conduce verso il cielo. Abbiamo preso un'altra strada. Tanti sono i motivi, potremmo descriverli, ma tanti sono i motivi. Solo se ci rendiamo conto che abbiamo perso la vista spirituale, non stiamo più vedendo l'opera di Dio nella nostra vita, vogliamo dire ancora una volta in questa sera: Signore Gesù, abbi pietà di me. Se ci sentiamo spiritualmente ai margini e non al centro della piena volontà di Dio, vogliamo anche noi gridare al Signore e attirare l'attenzione del Signore. Vogliamo anche noi dire: Signore, abbi pietà di me. Amen. 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 Alleluia. È importante che il credente veda. È vero che camminiamo per fede e quindi camminiamo senza vedere, ma spiritualmente possiamo vedere cose meravigliose. Spiritualmente possiamo vedere indicazioni, vero? Spiritualmente possiamo vedere la strada che abbiamo da seguire. Alleluia. Quando non riconosciamo, non stiamo vedendo la grazia di Dio davanti a noi, non dobbiamo continuare ad andare avanti nella cecità. Non dobbiamo subito invocare il nome del Signore. Signore, io voglio vedere la tua grazia, voglio vedere i miracoli che tu puoi fare ancora. Amen. Voglio vedere, Signore. Alleluia. Non mi basta ascoltare, ma voglio anche vedere. Alleluia. Dio ci dia grazia di avere un udito spirituale e una vista spirituale. Se abbiamo solo una vista umana, materiale, vediamo solo cose materiali, e queste cose materiali ci porteranno lontano dalla grazia di Dio. Se ci lasciamo attrarre dalle cose materiali, ci ritroveremo lontani dalla grazia del Signore. Amen. Alleluia. Sapete, se una volta abbiamo accettato Gesù nella nostra vita, tanti anni fa, e se dopo tanti anni non lo stiamo più servendo, non vuol dire che siamo salvati. Dobbiamo camminare nelle vie del Signore. Dobbiamo sforzarci di attirare l'attenzione del Signore. Senza di Lui non possiamo fare nulla. Alleluia. Perché molti confidano nel fatto che tanti anni fa hanno accettato Gesù. Ma adesso a che punto sei? Dopo tanti anni trascorsi, qual è il tuo punto di arrivo? È ancora lontano? Sei sulla strada giusta? Ti senti ai margini? Sei proprio in un'altra strada? È possibile? Io so che il Signore vuole salvare tutti e Lui parla al cuore
E quando il Signore parla al cuore, si fa riconoscere. E ti pone davanti una scelta. Cosa vuoi che io faccia per te? Signore, io voglio recuperare la vista. Ho sbagliato strada, io voglio recuperare la vista. Mi sento ai margini, ma io voglio recuperare la vista. Quel cieco era ai margini, ma da quel momento, da quando il Signore ha operato nella sua vita, lo ha seguito. Io voglio ritornare a seguirti. Alleluia. Amen, perché so chi tu sei. Quel cieco sapeva chi era Gesù, perché altrimenti non gli avrebbe detto Gesù, figlio di Davide. Chiamandolo Gesù, figlio di Davide, sapeva che Gesù era il Messia, l'unto di Dio, il Cristo, la salvezza per l'umanità. Alleluia. E io ti dico, tu sai chi è il Signore? E se Gesù questa sera ti chiede cosa vuoi che io faccia per te, quale sarà la tua risposta? Alleluia. Gloria al Signore. Alleluia. Dio ci aiuti. Amen. Amen. Alleluia. Sapete, servire il Signore non è facile. Tanto è vero che Gesù ha avvertito chi si è presentato davanti a Lui dicendogli io voglio seguirti ovunque vai. E si guarda che le volpi hanno delle tane, gli uccelli del cielo hanno un nido, ma il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo. Non è che subito Gesù reclutava persone. Non è mai stato l'interesse di Gesù avere numeri, ma l'interesse del Signore è sempre stato uno: fare breccia nel cuore dell'uomo. Amen. E ancora oggi il Signore non ha interesse per i numeri, ma vuole la salvezza della tua anima. Alleluia. Non vuole che tu sia un numero, uno dei tanti, ma vuole che tu ti senta speciale per Lui, perché lo sei. Amen. Amen. Alleluia. Vedete, quell'uomo era ai margini e anche chi seguiva Gesù gli diceva stai zitto, no? Vedi che disturbi. Ma quell'uomo fu determinato, ancora più forte gridava: mi ascolterà il Signore, tanto che grido che il Signore mi ascolterà. Alleluia. E ti dico che il Signore ascolta qualunque grido. Amen. Amen. Alleluia. Non solo il grido vocale, alleluia, ma c'è un grido silenzioso che è il grido del cuore. E il Signore ascolta quello. Alleluia. Non occorre per farsi sentire dal Signore chissà quante urlare. È come il Signore nel cielo mi deve sentire, quindi urlo, no? No. Il Signore è in cielo, in terra, ed è ogni luogo, ed è qui in questo momento. Ascolta anche nel tuo silenzio la preghiera tua intima, silenziosa. Quando tu dici Signore ti prego, salvami, il Signore ti ascolta. Quando dici Signore ti prego perdona i miei peccati, il Signore ti ascolta. Quando tu dici al Signore perdonami per qualcosa che hai fatto, non voglio saperlo, il Signore ti ascolta. Amen. Non deve essere l'uomo ad ascoltare, deve essere Lui ad ascoltare. Alleluia. Amen. E nella sincerità del cuore, nel desiderio semplice del cuore, il Signore manifesta la sua grazia, il suo amore, la sua disponibilità, perché Egli ti ama. Amen. Il Signore ci ama. Amen. Grazie Gesù. Amen. Alleluia. Non importa quanti anni siano passati di fede o dal momento nel quale abbiamo incontrato Gesù, alleluia, ma oggi, dopo tanti anni, io voglio dire Signore, fa che sia sempre come il primo giorno. Alleluia. Perché non voglio abituarmi, dopo tanti anni io non voglio abituarmi, tanto so che tu sei là, Signore, tu mi ascolti, no? Voglio sempre un contatto con te, Signore. Alleluia. Vogliamo sempre un contatto con Gesù. Amen. Alleluia. Il Signore è vivente. Amen. Alleluia. Vuole abitare non solo in mezzo a noi, ma vuole abitare anche dentro di noi, vuole dimorare dentro di noi, nella tua vita. Lui vuole dimorare nella tua vita.
Gloria al Signore. La sua presenza nella tua vita, nella mia vita, in ognuno di noi ci unisce, ci fa sentire come un corpo unico. Amen. Alleluia, è un miracolo spirituale. Amen. Alleluia, è qualcosa di meraviglioso, un'opera meravigliosa, pur se diversi, pur se distanti. Alleluia, siamo uno in Cristo Gesù. Alleluia. Voglio ringraziare il Signore. Amen. Amen. Alleluia, è un pensiero semplice. Alleluia, però credo che il Signore, anche nella semplicità, nel piccolo pensiero, ci manda un messaggio grandissimo e profondo. Vogliamo alzarci in piedi. Alleluia, vogliamo stare ancora alla presenza del Signore. Vogliamo chinare